Di un'attenta estrapolazione dei recenti trends, è lecito affermare che con l'inizio degli anni '80 il volume di affari delle multinazionali rappresenterà circa un quarto della produzione mondiale non comunista. È quindi evidente che le multinazionali si presentano come un importante veicolo di progresso che sta alterando i rapporti sociali, il sistema dei valori e gli schemi di comportamento in misura tale da contribuire efficacemente a diminuire le barriere comunicative tra i popoli e a proporsi quindi come un insostituibile fattore di stabilizzazione dell'ordine mondiale. Thank you so much. Allora come ti fa? Formidabile, non ci ho capito molto. Meglio, un po' di oscurità. Grazie mille. Oh, merci beaucoup. Senti, c'era Pesenti? Eccolo. E Stolz, von Heimer? Come no? Excellent. Oh, thank you so much. Bravo, c'è anche Carmen. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Oh, my dear How do you do? Christopher. Nice to meet Il mio you. socio, my associate, My Mr. pleasure. Parella. Piacere. Grazie, thank you so Bravo, much. bravo. Thank you. Grazie molto. Molti auguri. Ah, piacere di vederla. Senti. Dankeschön. Bene, allora, vogliamo passare al buffet, un piccolo esempio di gastronomia italiana. Prego. Ah, anche gli spaghetti filmateci, volete copiare pure questi? Scusate, perdono. Parrella? Senti, l'appuntamento con Anzelloni, ci hai già pensato? Fatto, ci aspetta alle 5. Va bene, allora io scappo, ne approfitto per vedere Dalmazzo. Ciao. Millozza. Ah, ciao Bertè, come stai? Ciao. Di, tu vuoi rovinarmi, vuoi farmi fallire. Ma che stai a dire? Perché fallire poi? Se tu compri anche la Martinazzi, io vado fallito. Ma questa volta ti avverto, non la passi liscia, vado direttamente dal ministro. Ma vai, ma va a trovare chi ti pare. E lasciami andare, Cristo, fra persone civili. Persona civile tu. Va bene, ne riparliamo domani. Duilio, li abbiamo messi questi vetri antiproiettile? Come no, ingegnere, a prova di bomba. Ecco, allora siccome costano e anche parecchio, cominciamo a chiuderli. Bene, ingegnere. Pronto? No, so Duilio. Ingegner Millozza? Adesso vedo se c'è. Efficiente. Pronto? Papà, sono io, Marco. Ciao Marco, che succede? Hanno telefonato da Ginevra. La mamma... La mamma ha telefonato? Sì, cioè non lei. Hanno telefonato per dire che sta poco bene. Perché? Che ha? Ha tentato il suicidio. Ma non è grave. Al solito, a ogni cambiamento di stagione. Non preoccuparti, ci vado io. No, ci andiamo insieme. Domani mattina però. Ciao. Ciao. Tieni. Buongiorno, ingegnere.
alle volte da un male nasce un bene. Questa, per esempio, è anche un'occasione per stare un po' insieme. Quanto tempo è che non stiamo insieme? Un bel po'. Praticamente da quando siamo andati a Firenze a vedere Italia-Brasile. Tanto, già. Ma come stai? Sei un po' pallido. Stai bene? Mangi? Parli come se non vivessimo insieme. Eppure ci vediamo quasi tutti i giorni. Quasi. E l'università? Ti sei iscritto a scienze politiche, no? O sbaglio? Lettere, 4º anno. Lettere, già. Che esami stai preparando? Semiologia. La scienza dei segni. Affascinante. Tutto è segno nella vita. Gesti, cenni. A volte basta un segno. Aspetta, guarda. Sì. Lo vedi? Un po' di champagne. Ci facciamo un bicchiere di champagne, eh? Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Luca! Buongiorno, papà. Ehi, non mi dire che hai dimenticato l'italiano, eh? Come stai? Bene, papà. Hai visto tuo fratello? Ciao, Marco. Ciao Luca, come stai? Come va? Dov'è la signora? È nel salone. Luca, guarda cosa ti ho portato per la tua collezione. È la Ferrari di Niki Lauda, vero? Sì. Preferivo un pipistrello di gomma, ma va bene lo stesso. Ah, sciocchina! Sciocchina mia! Ma cosa mi combini? Eh? Ancora? Ma guarda un po'. Ah. Marco, tesoro, finalmente siete arrivati. No, ti trovo bene, eh? Abbastanza. Ma perché mi fai sempre questi brutti scherzi? Mi sento così sola, inutile. Oh, A che servo? A chi? ma andiamo. Che ci siamo? Ma se ti vogliamo tutti bene, io, Marco, anche Rudolf, il nostro caro vecchio Rudolf. Come va, Rudolf? Sehr gut, tranne mia Gott quando cambia tempo. Ma Ma trovo te in forma splendida. sì, non mi lamento, grazie. Guarda cosa mi ha portato Marco. Oh. Hai visto Luca com'è cresciuto? Sì, E ha perso anche il suo ribilocetto romano. Luca sta diventando un ometto. Tieni, va, Luca. Questi sono per le tue piccole spese. Come va il violoncello? Bene, papà. Oggi ha il suo saggio. Spero che verrai, Albino. Sì, certo, certo. Vieni, Luca. Ah, Charlotte. Ti trovo bene. Sempre le tue belle poppe, eh? Brava. Merci, monsieur. Viens. Lo sapevi che Charlotte è innamorata di mio marito? Come sta, Margot? Margot is seine Geliebte. Eine französische. Non è francese, è belga. Tu, capisci il tedesco? Da quando? Sì, l'ho dovuto imparare. So anche un po' di giapponese. Ah, Comunque la mignotta sta bene. Sta molto bene. Mamma, ti ho portato questo disco di Eric Satie. oh, come sei gentile, tesoro mio. Ce l'avevo già. Non mi hai domandato notizie di Costanza? Ah, è sempre in quella clinica, credo, no? No, è uscita, si è disintossicata. Mi ha telefonato ieri. Ma sicuro, tu hai ben altri pensieri per la testa. Ma perché? Tua figlia e tua moglie possono anche Ma morire. no, devo andare a trovarla. Dove sta adesso? In una comune, in campagna. Promettimi che l'andrai a trovare. Ah sì, certo. Oh! Oh, che
cattivo papà. Poverino, guarda lì come piangeva. Sì. Ah, povero Marco, che ti ha fatto il papà, eh? Bravo, bravo, Marco. Ecco, adesso arriva l'episodio incriminato. Oh, Trichet, Trichet. Eccolo lì. Bel gol di mano, Marco? Oh, che prepotente. Ah, il croquet. Croquet. Non si gioca più adesso, vero? Oh, Marco, come eri bruttino. Ci volevamo bene, Marco? Stai molto meglio con i baffi, Albino. Molto bene. Bei ricordi, Bei tempi. Mangiate con noi? No, no, cara, no. Tu sei stanca, hai bisogno di riposo. Io e Marco andiamo a mangiare un bucone fuori. Hai fatto visita alla malata, non è vero? Sei a posto con la coscienza. Perché non restate a colazione con noi? Knödel, soufflé e Apfelstrudel. No, grazie, Rudolf. Sei sempre offensivo. Cosa? Offensivo? Perché? Rudolf, sono stato offensivo? Non mi pare. Adesso ti ci metti anche tu, Rudolf. Sì, Albino, sei stato offensivo. Anche il tuo modo di alzarti era offensivo. Ah sì, mi sono alzato in modo offensivo. Rudolf, di la verità. Si è alzato in modo offensivo, sì o no? Dillo, dillo. Non ho fatto molto caso, ma un po' offensivo mi è sembrato. Lo vedi? Lo vedi? Molto bene, e allora sono stato offensivo. Charlotte, preparami un bicchierino di Flümli, l'acquavite svizzera lì. Oui, monsieur. Lo prendi anche tu, Rudolf? Sì. Andiamo a farci un bicchierino. È una donna difficile, Rudolf. Io però t'avevo avvisato, Ja, ja. Bellinzona. In un prato nei pressi della stazione di Coira è stata ritrovata la mucca che la settimana scorsa era sfuggita al suo piccolo guardiano in un pascolo della Bassa Engadina. Ah, sono contenta per quel povero pastorello. Notizie dall'Italia. Vari attentati sono avvenuti nel corso della notte nelle sedi del Partito Comunista a Padova e a Rovigo. Bombe sono scoppiate nelle sedi della Democrazia Cristiana a Roma, Palermo e Trapani. A Genova un dirigente della Italsider è stato ferito gravemente alle gambe. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Teheran. Che orribile paese l'Italia. Ho fatto bene a scappare. Finché ciascuno cadrà come tirato a sorte in una lotteria. Shakespeare. Marco, hai detto a qualcuno che saresti venuto a Ginevra? No, perché? Un certo Hans ha telefonato chiedendo di te. Lo conosci? No. È strano. Ingegnere. Ehi, che fai lì? Pazza, una pazza. Vieni, va, ti porto nel miglior ristorante di Ginevra. Pazze, tutte pazze le svizzere. Pare che la mamma abbia tentato il suicidio perché si è licenziata la cuoca. Sì, non sorridere, me l'ha detto Charlotte. La noia fa fare di tutto. La noia è la punizione dei ricchi. Perché, tu non sei ricco? Ti tiri fuori? No, dicevo... Sì, lo so che scherzavi. Però intanto la bottarella l'hai data, Ce l'hai spesso questo atteggiamento. Come se tu fossi diverso, di un'altra famiglia. Perché poi? Io ho lavorato sempre onestamente, sempre, e lo sai. Sembra diventata una colpa, ho fatto un po' di soldi. Comunque anche a te non è andata tanto male, no? Il motorino l'hai avuto, la macchina l'hai avuta, a Capri ci sei andato, no?
Sì, sì, certo, ti ringrazio. Non si tratta, non ti chiedo di ringraziarmi. Io capirei il tuo atteggiamento, vedi, se fossi, non so, un cinico, una rivista. Ma io ho un passato pulito, sai. Ho anche combattuto per fare un'Italia migliore. Sì. Se poi non è venuta tanto bene, mica è colpa mia. Voilà une table pour vous. Qui. Merci. Milozza! Ehi! Che piacere vederti! Unisci i tavoli. Bien, monsieur. Chi si rivede? Ti credevo in Argentina. No, in Libano. Ma sono partito al momento giusto. Spaghetti all'antica moda napoletana. 2, c'è anche la mia signora. Bene, bene, siedi. Grazie. Allora, come stai, vecchio pirata? Si campa. Chi hai fatto piangere in questi ultimi tempi, eh? Chi è? L'erede? Il futuro asso della finanza? Sì, è mio figlio Marco. Se la cava. Caro ragazzo, tuo padre e io siamo vecchi amici dai tempi della Resistenza, quando gli americani ci hanno paracadutato in Emilia. Ma chissà quante volte l'avrà raccontato, eh? Dai, cosa vai a raccontare? Non gli dar retta, Marco? Parliamo di te, piuttosto. Chi sta inguaiando in Svizzera? L'avvocato mi ha proibito di rientrare in Italia finché il governo non cambia. Ma non mi hanno addossato pure i 7 miliardi di quel fio della mignotta, capito chi? Cercano di incastrarmi, ma c'ho le prove. Se mi metto a parlare al momento buono, ma non galera pure il Papa, m'hanno. Intanto mi sono risposato. Tieni, qua. Mia moglie Anna Blume è sposata Felici. Molto piacere. Molto piacere. Mio figlio, prego. Torti nato spaghetti. Oh, ma che te sei messa a testa? Ma che è sta concorina? Stile vedo allegra, andiamo, dai. Ma no, è graziosissimo. Ma butto via. Bonjour. Buongiorno. Hans. Oui, c'est moi. Vengo da Roma, sono un amico di Corrado. Ah bon? Auf Wiedersehen, Herr Blum. Sono in ritardo? No, sono io in anticipo. Che cos'hai sotto il braccio? Libri? Sì. Di? Ziegler, l'ultimo di Fromm. Bene, me lo presterai. Andiamo a fare 2 passi sul lago, così chiacchieriamo. Va bene, papà? Che cos'hai? Sei preoccupato? No, perché? No? Vuoi fare un regalo alla tua ragazza? Tieni un po' di soldi. No. Tieni. Ma no, grazie. Dai, non c'è mica niente di male accettare i soldi da proprio padre. Non ti voglio mica comprare, dai. Ma perché insisti? Ti ho detto che non li voglio. Sembra che per te l'unico problema siano i soldi. I soldi sono importanti, ragazzo mio. Se per esempio ti chiedevo se avevi bisogno d'affetto, mi mandavi magari a fanculo. O no? Lo sai che durante la guerra un gruppo di italiani internati qui acchiapparono un cigno e lo fecero arrosto. Sì? Se la cavarono con una multa per caccia fuori stagione. E certo, ammazzare un cigno ci vuole un bel coraggio. Però ti assicuro era buonissimo. Ce l'ho fatta a farti ridere. Ce n'è voluto, eh? Stiamo bene insieme io e te, no? A proposito di caccia. Ti ricordi quella volta in Sardegna, a casa di quel conte, come si chiamava? Quando andammo a caccia di mufloni? No. Ma come no? Che c'era anche il ministro Patitucci, che se la fece sotto i cani mollarono i mufloni e andarono appresso a lui. Non te lo ricordi? No, papà, non mi ricordo. Ma come? Non sono mai stato in Sardegna. Ah già, è vero, forse era tua sorella Costanza. Vabbè. Le 4, dobbiamo sbrigarci. Il concerto di Luca, se no tua madre mi sbrana. Cos'è, la morte del cigno? Sì. Povero cigno. Vabbè, noi andiamo. L'aereo. Ma non siete venuti con il tuo? Sì, certo, ma dobbiamo essere a Roma prima delle 7. Abbracciami tu, Luca. È bravissimo. Forse il violoncello non è il suo strumento. E tu mi raccomando, non fare più sciocchezze. Hai capito? Ciao. Ciao, ma non mi dai un bacio? Sì, ciao. Andiamo. Ricordati, vai a trovare Costanza. Sì, va bene. Ciao, mamma. Ciao, Marco. Ciao, Rodolfo. Ciao. Ciao. Ciao.
cara. Ciao. Hai fatto buon viaggio? Sì, ma dov'è Duilio? Ah, gli ho detto che venivo a prenderti io. Volevo farti una sorpresa. Pensiero gentile. Papà, io vado. Dove vai? Non vieni con noi? No, sono venuti a prendermi degli amici. Ah. Ciao papà, ciao Marco. Ciao Marco. Ciao. Come sta Giulia? Bene, bene, come sempre. A lei il suicidio fa bene. Un suicidio ogni tanto le allunga la vita. No, abbi pazienza, questo proprio no. Tuo marito, come sta? Ma l'ho portato anche da Maucci. Non c'è niente da fare. Vive come se fosse sequestrato. Dorme sotto la tenda. Come sotto la tenda? Si è fatto montare una tenda in camera e vive lì sotto. Sta scrivendo le sue memorie. Senti, non possiamo andare un po' più svelti? Hai fretta? Sì, sono in ritardo. E poi perché non ti fai installare il telefono in macchina? Ma perché a me non mi serve? Vabbè, serve a me. Pardon? È tornato l'ingegnere Nervini. È tuo figlio che ti mette di malumore? No. Però non so, è strano. A volte con lui mi sento a disagio. C'è qualcosa che non capisco in quel ragazzo. Senti, stasera dai Valerio danno l'ultimo film di Altman. Mi piacerebbe andarci. No. C'ho questa riunione, non so nemmeno a che ora finiamo. Vacci tu se vuoi. No, non ho voglia di andarci da sola. Peccato, avevo un programma per fine serata. Una partuse. Ma smettila. E andiamo, non si può nemmeno scherzare. Ah, ecco qua. Ci mancava il posto di blocco. Supera, va? Ma no, non si può. Supera, ti ho detto di superare. Vai. Ben, che famo lì? Mi scusi, maresciallo, ma vado un po' di fretta. È lei, ingegnere, mi scusi. Che succede qui? Oh, niente, ingegnere, con l'amnistia l'hanno fatti uscì tutti. E noi stiamo a rivia, è normale amministrazione. Bravi, noto segni di ripresa. Complimenti. Ingegnere, buonasera. Vai, che tardi. Arrivederci. È l'ingegner Millot. Ma guarda te. Oh, Cristo. Ciao. Albino, me lo potevi dire che partivi per Ginevra, no? Vabbè, avrei saputo di Giulia, no? Come va qui? Il ministro è arrivato adesso, è nel tuo ufficio. Vuole parlarti prima della riunione. I francesi? Gli americani? Sono nel mio ufficio, li sto tenendo in caldo. Tieni d'occhio quel Bernard che è un brutto pesce. Bene, signor ministro, riferirò. Buonasera, ingegnere. Caro onorevole. Scusi il piccolo ritardo, ma vengo da Ginevra. Come avrà saputo, mia moglie è stata molto male. Ho saputo. Allora. Anche mia moglie ogni tanto. È il male dei nostri tempi. Gianna, sì? vada pure. Per favore non mi passi nessuna telefonata. Permesso. Vada. Allora. Caro Millozza, l'operazione è compromessa, lo sa? Come compromessa? In che senso? Qualcuno ha parlato e la cosa è trapelata. I comunisti ce li abbiamo addosso e i radicali stanno preparando un dossier. Vabbè, sarà trapelato qualcosa, ma non la sostanza. Ci vuole poco a ingrandire e a far tragedie. Alla Camera si parla già di cessioni industriali all'estero e via. Il mio partito ha tirato i remi in barca e io, caro lei, non rischio. Punto e basta. No. L'operazione è troppo grossa e di troppo interesse per tutti, è vero? Per tutti, per poterla rinviare. Vogliono ingrandire le cose e noi le ridimensioniamo. Vogliono il 51% delle azioni, d'accordo, ma noi ufficialmente diamo il 48%, mica di più. È questo che va ribadito alla Camera, ai comunisti e alla stampa. Ha capito? Non c'è nessun rischio e glielo dimostro. Primo, l'operazione finale non si svolge in Italia ma in Canada. Secondo... Buonanotte, Duilio. Domani mattina alle 8. Buonanotte, ingegnere. Buonanotte. Ogni volta mi frega questo allarme del cazzo. Bentornato, ingegnere. Ciao, De Bebe. Telefono? Sì, telefonato il dottor Parella, ministro Morlotti, Rai TV, comandatore Bertè. Poi? Ancora comandatore Bertè. 5 volte. Già mangiato? No, non ancora. E voi? Abbiamo finito adesso. Marco? È uscito. Non sta mai in casa quel ragazzo. Vabbè, fammi preparare qualcosa in cucina, non ho voglia di mangiare da solo. Va bene, signore. Oh! Dove l'hai prese quelle scarpe?
Lei ha detto che poteva prendere. Prendere, ma quelle usate. Alza un po' il piede, fa vedere la suola. Su, su. Guarda lì, nuove. Scarpe ordinate a Londra, 200.000 lire. Mai messe. Oh, De Beppe. Ma credevo... Che credevi? A casa vostra andate in giro scalzo. E ti faccio ritornare in Somalia, sai. Scarpe usate, per la Madonna, non queste. Ma che fai? Non qui, dopo. E il libro che stava qui, ti sei fregato pure quello? Io non leggo libri. Un libro con la copertina rossa, Capitalismo e Libertà, dov'è? Non so, ingegnere. L'avrà preso Marco, naturalmente. Che fai? Santa pazienza. Io devo chiedere aumento. Arido sapore di argilla, nel cuore d'alga secca, petrosamente. Belle stronzate, scrivevo. Basta con gli slogan, basta con la teoria. È arrivato il momento dell'azione. Ginevra. Albino combina affari. Ogni pretesto è buono, anche un suicidio. Vedo Hans, Alain, Carlos e Y. Il piccolo Luca è carino. Al concerto, quando siamo andati via, aveva gli occhi tristi. Il bancarottiere Ferretti sta a Ginevra. Chi se l'aspettava? Odio i punti esclamativi. Domani è riunione alle 7. Prevedo che sarà votata la lineatura. Ci saranno tutti, anche C e M reduci da S. Ingegnere è pronto. Sì. Hai mangiato bene, ingegnere? Lo spezzatino alla banana non era male. Ma voi le mettete dappertutto le banane? Sì, da noi banana è come da voi prezzemolo. Fatti un bicchiere di vino, De Beppe. Grazie, ingegnere. Sa che stasera abbiamo visto lei in televisione? Ah, l'intervista. Com'ero? Abbiamo cambiato canale. C'era Pip Baudo. Avete fatto bene. Ditemi una cosa. Marco cosa fa? Lo vedete voi? Il signorino Marco? Come lo vediamo? Sì, dico, io sono sempre fuori casa, voi state qui, lo vedete? Porta degli amici in casa. Porta per esempio delle ragazze. Lei vuol dire per fichi fichi? Ma che fichi? Ragazze, così per parlare. Sì, anche ragazze. Ogni tanto. Si chiudono in camera, forse parlare, forse fichi. E come sono questi ragazzi? Gentili. E la sera Marco esce? Fa tardi la notte? Noi non sappiamo. Alle 11 andiamo a dormire. Già, orario sindacale. Bravi. Vabbè, io vado di là. Se Marco rientra, lasciategli preparato qualcosa da mangiare anche a lui. Bene, ingegnere. Magari senza banane. Questa volta ha colpito la spalla, brava. Albino! Ciao. Attenzione! Le signore iscritte al corso di carabina sono obbligate a presentarsi in amministrazione. Come mai qui? Che ti succede? Avevo voglia di vedere. Hai finito qui? No.
Bene, allora ti porto al mare. Andiamo a mangiare da mastino. Al mare con questo freddo? E perché? Al mare si va solo d'estate? No, ma volevo finire la lezione, sai che ho colpito la spalla. Ah, ecco. E poi volevo mettermi un po' in ordine i capelli per essere più carina stasera. Perché hai dei programmi stasera? No, niente di speciale con te, no? Ah, già. Ti porto in un posto formidabile, sembra di stare a New York. Bene, allora stasera. Ciao. Oh, non gli dare tregua al nemico, eh? Colpiscilo al cuore. Il mio hai già colpito. Ciao. Bugiardo. Fedele alle amanti. Scontata! Che cosa? La battuta è scontata! Andiamo a ballare. Ecco. Ci vogliamo mettere lì? Mi sembra abbastanza tranquillo. Possiamo fare due chiacchiere. Ingegnere, ha bisogno di me? No, no, grazie, prendo solo una boccata d'aria. Mi pare che qui sia possibile parlare, no? Andiamo? Vieni da me, abito a 2 passi. Questa è la mia fuoriserie. Ah, carina, confortevole. Peccato che troverai difficoltà a parcheggiarla. Scontata anche questa, me la dicono tutti. Vedi, a una certa età ognuno si trova un hobby. La pesca, la pittura, i safari. Io invece mi voglio dedicare alla riscoperta dei figli. Curioso come i giovani cambiano ogni anno. Noi adulti non cambiamo, al massimo rimbecilliamo. Invece loro, un anno il football, poi l'anno dopo Brecht, Kafka, poi vogliono fare i registi, vogliono liberare il Cile. E alla fine si sposano. O vengono arrestati. Tu in che rapporti sei con tuo padre? Eccellenti, è morto.
tutto qui. È mamma che paga? Anche l'idea di scegliere un pittore come Klimt invece dei soliti posters alla Che Guevara. Già vuol dire qualcosa, bravo. Sì, sì, sfotti. No, chi sfotte? Perché? Ho l'aria di uno che prende in giro. Sì, hai l'aria di uno che dice le cose così, tanto per dirle. Sarà forse la mia timidezza. È un modo come un altro per difendermi. Scontata anche questa? Sì. Vuoi della musica? No, niente musica, per carità. Tu sei più grande di Marco. Quanti anni hai? 27. Sono una ex sessantottina. Perché lo dici ridendo? Perché non c'è da esserne fieri, guarda i risultati. Speravamo di fare chissà che e invece non abbiamo combinato un bel niente. Sono rimaste solo delle belle frasi. Sotto l'asfalto c'è la spiaggia, occupiamo il paradiso. Tieni. Grazie. Sei carina. Anche tu. Non sei malaccio. Stasera mentre ballavamo ho sentito una cosa che mi ha molto impressionato. Hai un revolver, vero? Toglilo. Non mi piacciono le armi. Scusa. Ecco fatto. È Peter, un vecchio amico. È inglese, fa il travestito a Parigi. È qui in vacanza. Travestito con barba. Beh, le pensano tutte. Va matto per la TV. Beh, allora possiamo procedere. Non tollero intimidazioni di nessuno. Ma che è? Un congresso? Meno male che c'è l'assicurazione. Abbiamo già chiesto dei rinforzi. Sì, d'accordo. Questa è la sua auto. Sì, me l'hanno rubata dopo la rapina alla cassa. Sta qui l'ingegnere? Mi scusi ingegnere, ma mi stava a preoccupare. Tutto bene? E che vuoi fare? Vuoi accomodarti pure te? Come vuole ingegnere. Vai, che vengo subito, vai. Ha già chiamato un medico. Va bene. Pazienza. Mi dispiace, cara. Non è serata. Commozione cerebrale, no? Si faccia vedere dal medico. Franz, telefoni subito che mandiano un'ambulanza. Non c'è tempo da perdere. Ricorda l'uomo che l'ha aggredita. Sembrava un giovane gentile, davvero gentile. Signora Schindler. Ciao. Ecco qui. Sono lieto di aver trovato il presidente in così eccellente disposizione. E lei, caro Giusti, venga a cena da me una di queste sere. Le mostrerò i miei De Chirico, autentici, eh? Con molto piacere. Arrivederci di nuovo, ingegnere. grazie. Arrivederla, dottor Parrella. Arrivederci e tante grazie. Arrivederla. Ciao Parrella, ci vediamo domani mattina in ufficio. Io farò un po' tardi, sono da Chi tu sei. Chi tu sai? Chi è, un giapponese? Ci facciamo il solito boccone a Grand Hotel, ingegnere. No, portami a casa. Bene, ingegnere. Buonasera, ingegnere. Cosa fai alla Magnolia? C'hai il pidocchio verde! No, lascia. Un po' di musica mi piace. No, basta, sono 2 ore che la sto ascoltando. Aspetta, Marco. E che diavolo? Per una volta resta un po' con me, no? Vuoi bere anche tu qualcosa? Ma sai che ho visto ieri sera? Laura. Te la ricordi? Ah, sì, Laura, come sta? Bene. Sempre carina, simpatica. Credo che sia ancora un po' innamorata di te. Dove l'hai incontrata? All'Elefante. Quel bel ritrovo per sordomuti. Ah, ne ho sentito parlare. Ma una volta non ti piacevano quei posti. Come mai adesso ci vai? Ma, curiosità. E poi le idee sono fatte per essere cambiate, no? Coerente è chi si contraddice.
Per esempio, da ragazzino quando facevi quei giochetti lì ti davo uno schiaffo. Adesso ti lascio fare. E mi sento coerente. No? Non sei d'accordo? Ok, papà, io vado. No. Marco, aspetta. Ti ricordi a Ginevra che ho promesso a tua madre di andare a trovare Costanza? Beh, ho trovato dove sta. È in una tenuta agricola. Orti della Pace. Sei una specie di centro di rieducazione per ex drogati. Perché non vieni anche tu? Le farebbe piacere. No, io non vengo, i drogati non li sopporto. Quante cose non sopporti, ragazzo mio. Guarda che l'intolleranza genera la vecchiaia e l'acidità. Un uomo, finché è giovane, sembra che sia pieno di lampadine accese. Sì, tante fantasie, no? Idee, desideri, entusiasmi. Poi, tac, si spenge una lampadina. E va via una gioia. Scompare una luce, poi un'altra. E lì subentra l'oscurità totale. Però questo avviene in un ciclo di anni. Invece voi giovani mi date l'impressione di un'oscurità che arriva tutta all'improvviso. Sì, voi giovani diventate vecchi tutto d'un colpo. Spengete le lampadine tutte insieme. Oh, Marco. La notizia dell'operazione Sciacallo, come la chiama Hans, è certa. Aspettiamo l'arrivo di K. I milanesi sono per l'invalidamento, Z è contrario. Il processo comincerà domani. Sui tempi e luoghi dell'azione c'è ancora incertezza. Ingegnere. Ah, De Bebe. Beh, mettiti le scarpe, no? Fai un po' di rumore, così arrivi come una spia. Che c'è? C'è la signora Margot nel telefono. Com'è il tono della voce? Molto cazzuto. Vabbè, passamela in camera mia. Pronto? Sì, ciao Margot, ciao. Sì, va bene, hai ragione. Sì, sono un cafone, sì. Comunque non mi sembravi tanto sola quando ti ho lasciata, eh? Stavi lì a occhi chiusi, tra le braccia di quel John Travolta. Non sarai geloso di quel ragazzino. E poi non è successo niente, se lo vuoi sapere. Non è successo niente? Beh, male. Senti, avevo caldo, mi scoppiava la testa, tu eri in buona compagnia. Vabbè, sì, vabbè, sono un cafone. Sono un cafone, ciao. Albino! Caro Albino! Eccoti finalmente! Che bello che sei venuto! Grazie, grazie. Stai bene? Grazie. Tutto bene? Brava, brava! Ti ho visto in prima pagina di Corriere della Sera, eh! Che cosa state preparando per questa povera Italia? Lei è Don Lillo? Sì, ma chiamami Lilla. Qui ci diamo tutti del tu, siamo tutti fratelli. Grande famiglia. E Costanza? Ah, sta bene. Vieni, ti porto da lei. Va bene. Poverina, ha avuto un periodo molto duro. Adesso sta meglio. Ma avevi detto che stava bene? Che cazzo hai capito? Ho detto meglio. Guarda qui, guarda, questo è un paradiso, un vero paradiso. Questa è l'Eden. E poi guarda questi ragazzi come sono allegri. Qui abbiamo animali, piante, latte fresca. Abbiamo anche le mele che possiamo mangiare senza paura del serpente tentatore. E anche senza paura di mal di pancia. Vuoi assaggiare? No, grazie. No? Ma Costanza dov'è? Ah, alla vaccheria, andiamo, vieni, ti accompagna. Oggi raccogliamo verdure dall'orto. Abbiamo latte, formaggio, burro, carne. Sai, abbiamo un piccolo ristorante. Vengono da tutta Italia a mangiare da noi. Costa poco e mangi bene. Eccola là. Costanza? C'è Paparino? Albino, grazie, vieni a mangiare con noi dopo, poi te lo batti a scottadito. Ciao, Costanza. Come va? Già molto meglio, mi sembra. Beh, certo, qua stai in mezzo a tanti amici, gente che ti vuol bene. Ti saluta tanto tua madre, voleva venire a trovarti anche lei, ma poi... Vabbè, la vedrai a Ginevra la prossima volta. Anche Marco, sai, ha detto, quando torna Costanza a casa? Ma tu? Dai, ho voglia di sentirti parlare. Come va? Sei contenta che sono venuto a farti visita?
Beh, penso che fra qualche mese, presto comunque, potrei anche pensare a tornare a casa. Prendiamo, non so, una governante, un'infermiera. Costanza non ha bisogno di infermiera. Ci sono io e basta. Beh, dico, lei avrà la sua famiglia, no? Non penso vorrà trasferirsi a casa nostra. E perché no? Perché no? Bambini! Bambine! Andiamo là! La lotta di classe non torna indietro e la lotta di classe oggi significa lotta armata. Telefonare mita. È arrivato K, riunione da R. Nel mirino ci sono F, T, P, M e C. È tra questi nomi che dovremo scegliere il bersaglio. 3, 6, 4, 8, 1, 3. 3, 6. Pronto? C'è Marco lì? Marco chi? Marco Millozza. No, non lo conosco. Ma con chi parlo? Qui è la fabbrica del ghiaccio. Sì? Avevi chiamato? Chi parla? Questa sera ve la cena, ingegneri? No, non credo, no. Volevamo preparare pollo con banana, specialità di Chisimai. Lei è stato Chisimai, ingegnere? No. Più belle donne di Somalia in Chisimai. Più belle di tutta Africa. Tua moglie di Chisimaio? Ah, no. Vai. Pronto? Ciao papà, sono Marco. Ha telefonato qualcuno per me? No, cioè sì, una ragazza, ma non ha lasciato detto chi era. Ah, non importa. Ma tu dove sei? Sei uscito presto stamattina. Sono all'università, fra poco ho un esame. Scemo! Senti Marco, ti volevo dire una cosa. Tu hai parecchi amici, no? Compagni di università, amichette. Beh, mi piacerebbe conoscerli. Perché non li fai venire a casa? Domenica c'è l'inaugurazione della piscina coperta. Ho organizzato una festiciola. Fa venire chi vuoi. Va bene. Mio padre vi invita domenica a una festa a casa sua. Che? Noi a casa Millozza. E invece siamo ci andiamo, perché no? Ragazzi, domenica tutti da Millozza, lavati e stirati. Ciao Bacilli. Ehi là, che piacere vederti. Oh, tienimeli allegri, questi amici tuoi. Voglio vedere facce tristi. Su, belli, su. Caro Salvini, che piacere averti con noi, nonostante il tuo incomodo. Come va? Bene. Anzi, il medico mi ha detto che devo camminare. Sì? Guarisco prima. Allora va tutto bene. Ecco qua, mio figlio Marco. Conosci tutti, no? Il poeta Galastri, la Marinella, il professor De Micheli. Te la sei vista brutta, Carletto? Ah, Mirta mia, sai cosa ti dico? Quando ero lì, con il corpo pieno di proiettili e nessuno che mi aiutava, ti confesso che io, radicale laico, ho invocato Dio. Professore, mi saprebbe dare la versione psicanalitica del terrorismo? Bene, abbastanza facile direi. Dunque, il terrorista tipico è un temperamento orale. Gli orali puri hanno avuto una situazione di conflitto con i genitori nella prima infanzia.
odiano ogni tipo di autorità, sono contestatori. Voi psicanalisti avete la brutta abitudine di tirare sempre in ballo i genitori e l'utero materno. Ma qui si tratta di un autentico piano eversivo, altro che pipì a letto o temperamento orale. Tu conosci mio marito. Poverino, da quando dorme in tenda sta molto meglio. Si sta riabituando. Ascolta ogni più piccolo rumore. E così sono completamente a terra. Non ho quasi soldi per comprarmi le sigarette. Finito. Caput. E lui chissà quando uscirà. Perché? Non ha avuto la libertà provvisoria? No, per il momento no. Ma ti giuro, Albino, sono al punto che farei qualunque cosa per trovare gli 80, 100 milioni, anche 60, 50 forse, per sistemare tutto e tirare avanti. Sei disposta a tutto? A tutto. Beh, 50 milioni sono parecchi. Per te non sono tanti. Provo tanta vergogna, sai. Ti giuro che non ho mai tradito mio marito. Ah, ti credo. Quando vuoi che ci vediamo? Ma perché? Credevi che parlassi sul serio? E poi dico, tuo marito, quel bidone che mi ha dato con gli arabi lo deve pagare. No? Ecco, semmai, guarda, prova col commendator Bigazzi, quello che fuma il sigaro. È pieno di grana e tu sei proprio il tipo... Va, va. Va, a nome mio, vai. Vai. Ehi, ragazzi, non mangiate niente? Come mai non ballate? Eppure è roba vostra, no? Musica rock. Ecco fatto, ho ballato. Simpatico il barbetto. Anch'io portavo la barba quando ero in montagna. A Cortina d'Ampezzo? No, partigiano. Dove avete conosciuto Marco? Io all'università. Anche tu studi? Io no, faccio il ladro. Comunque ragazzi, la piscina è riscaldata, abbiamo costumi per tutte le taglie. Per te ho anche il sapone. Vieni Carla, chi è che ne vuole? Io. Simpatici i tuoi amici. Belle facce, allegre. Specialmente lui. Bei campioni gli amici di tuo figlio. Ah, lascia andare. Li ho invitati per una questione di politica familiare. Perché a te non interessa sapere chi frequenta tua figlia? Non solo non mi interessa sapere chi frequenta quella stronza, ma è mia figlia stessa che non mi interessa più. A proposito, lo sai che incinta non sa nemmeno di chi? Mario, ma c'è bisogno di farlo sapere a tutti quanti. Basta zitta tu. Ma Mario! Sono dei miserabili, degli assassini. Bisognerebbe sbatterli tutti al muro e sparargli nel culo. Ma che fai? Sei matto? Ti metti anche a fare il nazista adesso? Nazista? Io nazista? Basta, io nazista. E allora gli stalinisti non sono peggio dei nazisti? Fanno i processi, condannano a morte ed eseguono. Vogliono cambiare il mondo. Ma cominciassero a cambiarsi la camicia. Ma siamo seri, Cristo. Ma chi è che ama la vita qua? Sono io, sei tu, siamo noi. Noi crediamo in qualche cosa. Che c'è, De Bebe? È arrivata la signorina Costanza. Scusate, stai calmo, stai calmo. So it seems a boy's right through love comes from above. Whenever you are, you're right, you can't go wrong. The love you give make me feel strong. And if the sun refused to shine. Ah, Costanza, come stai? Hare Krishna. Stai bene? Bene, papà. Ho trovato la pace. Come dice Siddhartha, ho trovato perché non ho cercato. Sono venuta a salutarti perché domani parto per l'India. Padre Lillo lo sa che sei venuta via? Certo, mi ha affidata a lui. Ah, capisco. Buonasera. Hare Krishna, io sono il guru di Costanza, lo spirito guida. La ragazza adesso sta bene, ha ritrovato il karma. Lei è buddista, monaco buddista? No, mo che, noi abbiamo superato Buddha. Noi contiamo in Italia 90 chiese. Sa, c'è un certo ravvicinamento alla fede. E tu, Costanza, stai bene? No, dico, sei tranquilla? Vuoi che andiamo di là? C'è una festicciola. Vuoi mangiare un boccone? No, no, papà. Sto qui. Sento che qui c'è zen. C'è caduta di prana. Di là non c'è zen. È al suo primo stadio. Lasciamola qui. E lei che stadio
Si vuole accomodare? Volentieri. Sa, noi seguiamo una dieta macrobiotica, ma ogni tanto uno strappo... Si può anche fare, Prego. Cos'è questo odorino? Si accomodi. Ecco qua, si accomodi e si serva, maestro. Quello che passa il convento. No, io leggo solo quelli che hanno vinto il premio Nobel. Ah, bravo. Non è proprio il caso di montarci su una campagna scandalistica. Si tratta di un'operazione finanziaria normale. Niente di più. Veramente non mi sembra tanto normale, anche se si cerca di minimizzarlo. Comunque il mio giornale dovrà dire la sua. Ma dite quello che vi pare. In tutti i casi la verità è una sola e la si saprà un giorno o l'altro. No, sicuro. Per fortuna in questo paese abbiamo ancora la libertà di informazione. Deve essere arrivata la porchetta. Vieni. Che cos'è? Un tentativo di corruzione? Tu ne conosci qualcuno di quei ragazzi? Mi pare che qualcuno sia schedato. Non so, mi potrei sbagliare. Se vieni da me in questura ti sarò più preciso. Schedato come? Dall'antiterrorismo, credo. Qualche faccia non mi è nuova. Vieni a trovarmi, ne parliamo. Ti sarai meravigliato di vedermi qui, no? Certo, l'ambiente è un po' misto. Beh, è il bello dei nostri tempi. Viviamo tutti fianco a fianco, ricchi e poveri, vecchi e giovani, vittime e carnefici, tutti insieme, allegramente verso l'esplosione finale. Beh, speriamo di fare almeno una bella morte. Come sul Titanic. La nave affonda e l'orchestra suona. Sì, però non questi rock che ci hanno rotto le palle da 30 anni. Hai ragione. Se dobbiamo crepare, creperemo almeno al ritmo delle nostre canzoni, quelle vecchie, quelle belle. Suonatemi Bambina innamorata, va, datemi un microfono, forza. Bambina innamorata, stanotte t'ho sognata, sul cuore addormentata e sorridevi tu. Bella voce con stronzo di tuo padre. Bambina innamorata, la bocca t'ho baciata, quel bacio ti ha destata, non lo scordare più. Andiamo. Hai detto t'amo, questo è l'amore, risposi t'amo. Ciao compagno de Pepe. Ma che vuoi? Con tutto il cuore. Bambina innamorata, stanotte t'ho sognata. Sono piaciuto? Me la son cavata? Sul cuore addormentata e sorridevi tu. Bambina innamorata, la bocca ti ho baciata. Ciao. Ciao. Ciao tesoro, a domani. A domani, ci vediamo. Ciao bella. Ma cosa fai? Vieni. Senti quel cane laggiù. Deve essere un boxer. Sì, è un boxer. Certo, un boxer. Vai, va. Monta in macchina. Buonanotte, Albino. Ciao. E grazie per la bellissima serata. Bello. Mi ricorda la guerra, le prime incursioni. Bei tempi. Ciao, caro.
Buonanotte. No, cantate pure. Processo concluso rapidamente. P è stato condannato. Unanimità -1. Nessuna attenuante nonostante mia difesa. Esecuzione fissata per il 12. Questo è l'identikit di un rapinatore appartenente a banda sovversiva. Assomiglia ad un giovane che ieri sera si trovava in casa tua. Io non me lo ricordo. E anche quella lì mi pare di averla intravista ieri sera alla festa. Ha il vizietto di buttare bottiglie Molotov. A me sembrano tutti uguali questi identikit. Chi li fa? Io ho fatto accademia. Ah, bravo. Complimenti. Quadrotta, passiamo ai filmati. Vieni, mettiamoci là. Ma quello è Marco. Quasi non lo riconoscevo. L'avete arrestato? No, non possiamo mica arrestare tutti. L'avete schedato? Ma lo sai che sei un bravo attore anche tu? Adesso vedrai. Vedrai una scena comica da farsa finale. Non è vero che sei un bravo attore? Sei meglio di Sherlock? Sì? Buonasera signora. Non so, adesso vedo. La signora Margot. Dicono che questa sera l'ingegnere è fuori a cena. Sì, buonasera. Marco, ti devo parlare. Andiamo un momento di là. Adesso no, papà. Perché no? Devo andare, vado a teatro. Tu non vai da nessuna parte, perché ho detto che ti voglio parlare. Vieni. Oh, non ho mica più 8 anni. Vieni. Siediti. Siediti. Marco, è arrivato il momento di parlarci chiaro, una volta per tutte. Tu lo sai, io rispetto la tua vita, no? Tu esci, vai, fai, frequenti chi vuoi, è normale. Però oggi, ricordatelo, viviamo in un'epoca assurda. Oggi domina la follia. Ed è facile lasciarsi travolgere da questa pazzia generale.
Allora? Allora? Allora io ho conosciuto i tuoi amici. E se vuoi saperlo non mi piacciono affatto. I cattivi compagni. Lo so, questi cattivi compagni amano scherzare. Ma gli scherzi a volte diventano pericolosi, sai? Specialmente quando chi li fa è gente che non sta a posto col cervello. Non so di che parli. Quali scherzi? Chi è che scherza? E se non sono scherzi è ancora più grave. Insomma, Marco, te lo dico chiaro. Io da adesso in poi intendo controllare la tua vita molto più da vicino. Io non ti permetto di lasciarti travolgere da questa pazzia che ci circonda. Sono sano di corpo e di mente. Sì, lo so, questo lo so. Almeno spero. Allora posso andare? No, non ho ancora finito. Te ne andrai quando avrò finito. Non sopporto più che mi tratti in questo modo! Esco quando mi pare e se voglio non torno più! Capito? Questa casa è odiosa! Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Tu sei un bambino. Hai 23 anni, ma sei un bambino isterico. Mi vergogno di te. Sono io che mi vergogno di te. Ti sei reso ridicolo l'altra sera, ma non ti sei visto quant'eri ridicolo a cantare. Basta! Che Cristo! E permetti almeno a tuo padre di fare qualche sciocchezza, no? O sei già al punto che qualunque cosa faccio ti dà fastidio? Fino a 18 anni mi hai tenuto in collegio dei preti irlandesi. Beh? Il nuoto, il tennis, lontano dalla realtà. Ho avuto per compagni degli stronzi, vivevo da stronzo fra gli stronzi. Ma hai fatto anche prendere lezioni di ballo. Certo, ti ho dato quello che io non ho avuto. Che credi? All'età tua io ero in montagna a sparare ai tedeschi. Ci avete rotto i coglioni coi partigiani e con la resistenza. Smettila. Siete diventati peggio dei garibaldini. È una retorica che fa schifo. Adesso basta. Guarda che non ti permetto di insultare il mio passato, sai. Il tuo presente fa ancora più schifo del tuo passato. E adesso l'ho fatto apposta. Pazzo isterico sei. Tu hai bisogno dello psicanalista. Domani stesso vai dallo psicanalista. Io non prendo più ordini da te, capito? Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, dai. Parliamo con calma. Me ne vado. Marco, vieni qua. Io vado, me ne vado. Dove vai? Sta tranquillo, papà. Torno. Ma va. Ma che deve fare uno? Uno che comincia con la P. Vogliono ammazzare un tizio che comincia per P. Potrebbe essere Pertini, o il Papa, o io, perché non io? Mi chiamo Parrella, no? Di un po', hai visto? Hai visto piuttosto quel porco di Salvini come ci ha attaccato? Sì, l'ho visto, l'ho già visto. Grossa manovra delle multinazionali. E dicevi che era amico tuo. Oh, di, hai letto in cronaca? Che c'è? Là. Berti si è suicidato, non ha retto al fallimento. Mi dispiace. Beh, guarda, facciamo una cosa. Manda un assegno alla vedova, 30 milioni. Già fatto, ne ho mandati 15. Hai fatto bene, 30 erano troppi. Allora, ingegnere, tutto è sistemato. Bene. La nostra banca di Montreal è stata avvertita ieri. Il nostro presidente ritorna a posto Molto dalle bene. banche. Allora, grazie, caro direttore. Grazie. Non si disturbi. Oh, ci mancherebbe, mi accompagna. Prego. Ancora. Giù, mettetevi per terra, forza. Questa è una lavina, non ve vedete. È la seconda volta in un mese. Un po' di pazienza. Tra 2 minuti sarà tutto finito. Ha fissato l'appuntamento con Mr. Caldwell? Sì, martedì 13 alle 10. Ecco, se non fosse stato per questa rapina non avrei mai notato questo soffitto. È un'imitazione di un soffitto rinascimentale. Ce n'è uno uguale a Firenze. Bella la nostra Italia. Forza, ragazzi, andiamo! Fermi, non ve muovete.
fermi, Buoni così, buoni! Ecco fatto. Caro direttore, di nuovo. Di nuovo. Dunque, chi dobbiamo vedere adesso? Fornari e Piccinini. Guardi che c'ero prima io. Marco se n'è andato. È partito. Mi ha lasciato un biglietto con scritto: parto per un breve viaggio. Prendo la tua sacca di cuoio. Lo sai come sono i giovani d'oggi? Dei nomadi. O forse ti dispiace per la sacca di cuoio? No, non è questo, è che non riesco a levarmi dalla testa certe frasi di quel diario. Delle frasi fredde, piene di minacce. Ma sai bene che sono tutte stupidaggini. Se tu sapessi quello che scrivevo io sul mio diario, bugie. Una volta ho scritto che avevo mangiato il mio gatto. Un'altra che mio zio mi aveva dato dei dolci per venire a letto con me. E sapessi quello che ho scritto di te? Mi ricordo anche certe litigate tremende con mia moglie. Specialmente a pranzo. E Marco e Costanza assistevano. È anche per questo che Marco mi odia. Ma no, non ti odia affatto. Ti sbagli. Come se Marco con quel bel fascino potesse odiare qualcuno o mettersi con quei pazzi politici. Ma sai, anch'io ho paura. Paura del mondo, di quello che succede, di tutto quest'odio. Ma l'importante è volersi bene, eh? Chi è? Albino. Avanti. Ciao papà. Che cazzo vuoi? Che fai? Sementi? Insemino. Com'è andata quest'anno? C'è male, ho fatto 2 barili di vino. E i pomodori seccati al sole? Me li fai assaggiare? Come no? Ma sanno di poco, sai. Capirai con questo sole morto. Ti volevo parlare, papà. Sono un po' preoccupato per Marco. È andato via. Buoni sti pomodori, proprio buoni. È andato via di casa. Ho paura che stia facendo qualche sciocchezza grossa. Se ne vanno tutti da questa casa. Che mi consigli, papà? Ti consiglio, fate tutto a modo vostro. Te lo ricordi questo, eh? Ah. E come me lo ricordo? Ecco questo che sei diventato un uomo. No, con Marco il bastone non serve. Che te ne pare di questo vino? Marco è diverso. Sai come diceva mio babbo? Ogni bestia vuole il suo bastone. Picchiava, tuo padre? Una volta ci ha provato, gli ho rotto 3 denti, gli ho rotto. Beh, io ti saluto, papà. Domani vado in America. Ah, allora passa dal mio amico Salvatore Lomusso a Brooklyn, San Giuseppe Street, all'angolo. Gli è l'unico che fabbrica i sigari toscani come li facevano da noi una volta. Portamene qualche dozzina. Papà, io non vado a New York, vado in Canada. E allora che cazzo mi fai per andare a fare? Vai. Sì, ciao. Ciao. Vai, levati la coglioni. Oh, non mi ha neanche detto se le è piaciuto il mio vino. Questo non me l'aspettavo. Allora, dobbiamo continuare a far finta che sia un giorno come tutti gli altri? Oggi è il 12. E allora? È la data che è scritta sul diario di Marco. L'esecuzione di P. Oh, piantala. Perché ci rimugini sopra? Io sono preoccupato per te. Ti esponi troppo con i giovani. Li aggredisci ogni volta che puoi. E loro sentono, si ricordano. Notano tutto, sai. Poi, mi pare che sei un industriale abbastanza compromesso con gli americani, no? Se è per questa ragione, anche tu sei compromesso con gli americani. La prova è questo viaggio che fai. Va bene, siamo nella stessa barca. Non ho voglia di avere problemi di coscienza proprio adesso. Comunque, appena arrivo ti telefono. Così, tanto per stare tranquillo. Se ci tieni.
Mi scusi, ingegnere, ma c'è una macchina che ci sta seguendo da quando siamo partiti da Roma. No, niente. È Mario, la mia guardia del corpo. Gli ho detto io di seguirci. Oh. Ecco, adesso tornatene a casa alla svelta e tieni gli occhi aperti. Ti richiamo appena arrivo. Telefona piuttosto quando l'hanno firmato. D'accordo? Che ora è? C'è tempo, ti chiamo a mezzanotte. Barrella, ti stai cagando sotto, eh? Ecco, ti è. Andiamo, Mario. Attento quando attraversi la strada. Ingegnere, la sua carta ribarco. Ah, sì. L'accompagno io. Grazie mille. Eccole il passaporto. All'Italia, volo 654, uscita numero 27. Cammelina, che fai? No. Vieni avanti. No, ho paura io. Non vengo. No, ho paura. Paura di che? E c'è l'elettricità. Ma quale elettricità? Cammina. Vieni avanti. Ecco, elettricità. Ok? E questa cos'è? Per il mio bambino. Ah. Stefano? Vada. Ti accomodi. Di a me, prego. Oh, merci. Signore e signori, il comandante Delli Colli ed il suo equipaggio vi porgono il benvenuto a bordo del Boeing 707 Alitalia in servizio da Roma a Montreal. L'arrivo è previsto dopo 9 ore dal decollo. Vi preghiamo di allacciare le cinture, di non fumare e di mantenere lo schienale della poltrona in posizione verticale. Grazie. Pesenti, Pertini, Pirelli, Piaggio, Piccoli, Barrella, Piazza Ponti, Pastorino, Parlo. Che ora è? Le 22 ore italiana. Quanto manca all'arrivo? 2 ore circa. Grazie. Prego. E che? Dica? Sì? Sì? Ingegnere? C'è Roma. Scusi, grazie. Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Rosalia, c'è il dottor Parrella? No, il dottore non c'è. E dov'è, lo sai? Sta in clinica. Cosa in clinica? Ma lei chi siete? Sono Millozza, ma raccontami, che è successo? Ah, è l'ingegnere. No, è che siccome che la figlia... Ma cosa vuoi che mi freghi della figlia? Dimmi del dottore, come sta? Ingegnere, non mi fai finire. Il dottore sta bene, la signorina che sta male. Datasi che ha abortito, il dottore l'ha portata... Ah, vabbè. Fale i miei auguri. Ciao Rosalia, ciao. Eccomi qua. Ingegnere, la macchina è qui fuori con l'insolito autista. Ah, bene, molte grazie. Arrivederci. Arrivederci.
arrivato, ingegnere. Grazie. Domattina qui alle 9. Molto bene. Ehi, porco! Oh, welcome, Mr. Good evening, Thomas. Suite 1329. Thank you. Oh, your son called from Rome. He left this message. Marco ha chiamato. Che ha detto? Ha detto che richiamerà. Di non lasciare l'hotel prima di sua chiamata. Me lo chiami, per favore. Ha detto richiamerà lui. È fuori casa. Ok, io sono in camera mia. Bene, signore. Yes, sir. Est-ce que vous avez une chambre pour moi? Oui, monsieur. Thank you. Here you are. Pronto? Ah. Oh, hello, Mr. Hellman. Yes, all right, tomorrow. 9:30. Okay, bye-bye. Thomas. Sì, signore? Ancora niente per me? Ancora niente. Querido, haga preparar 2 filet mignon por mi perritos. Bueno. Pedro, tráelos a hacer pipí, yo te espero arriba. Ingénieur, qu'est-ce que tu fais là, putain? M'appelle quelqu'un, vite! Vous êtes Madame Milozza? Oui, oui. Je vous accompagne. Merci. Merci, mademoiselle.
Ciao, Margot. Arrivi sempre prima. Come sta? Come vuoi che stia? Non c'è verso di stare tranquilli, mai, mai, mai. Mai una buona notizia, mai una gioia. In questa famiglia nessuno è in grado di procurarmi una gioia. Ma che cosa ho fatto? Che ho fatto per meritarmi questo? Tu sai a che ora sono partita? 4 ore di ritardo, anche a Ginevra non si vive più. Io già lo so, dovrò ricominciare la cura del sonno. E il professore? Sì. Professore, allora? È fuori pericolo. I proiettili sono stati estratti tutti, ma uno ha leso la colonna vertebrale. Temo che suo marito resterà paralizzato. Ma c'è un fatto per me inspiegabile. Suo marito non parla. Eppure non ci sono lesioni alte al livello dell'encefalo. Penso si tratti di un blocco psichico, uno shock. Albino. Albino. Mi senti? Sono Giulia. La tua Giulia. Oh, si direbbe che lo fa apposta a non parlare. Mio Dio, che disastro! Io non penso a me. Penso ai ragazzi, non ho niente in mano, tu lo sai, era lui che pensava a tutto. Tutto è intestato a chissà chi, a quelle sue società di comodo. Ma Giulia, ti sembra il momento di parlare di queste cose? Mia cara, certe cose hanno la loro importanza. E ti rendi conto, la casa in Svizzera e tutto il resto con quello che costa oggi. Come si fa se lui non guarisce più che in fretta? Albino, tesoro, mi senti? Barrella può disporre a nome tuo o no? Fammi un segno. Beh, non ha importanza. Me la sbrigherò da sola. È triste doversi preoccupare di cose materiali, ma d'altra parte cosa devo fare? No? E poi non penso solo a me. So bene che anche per te la situazione è difficile. Sì, quel riscatto di mio marito. Fortuna che Albino è intervenuto con 200 milioni. Ma scusa, un regalo o un prestito? A prestito, naturalmente. Ha interesse bancario? Un po' meno dell'8% da restituire in 18 mesi. Ah, generoso. Lo vedi che anche per me è difficile. Va bene che ho 3 appartamenti a mio nome, ma di questi tempi è quasi impossibile venderli. A chi lo dici? Non siamo riusciti a vendere la villa sulla Piantica nemmeno a metà prezzo. Ma ti avrà dato qualcosa di concreto, no? Sì, fortunatamente mi resta questo. Albino mi ha detto che l'ha pagato 150 milioni. Oh, ma dai, Margot, non lo vedi che è uno smeraldo brasiliano? Varrà sì e no 8 milioni. Tu dici? Ah, sì? Mica lo freghi, vero Albino? E lui è furbo, il mio Albino. Tesoro. Ma che brutta storia. Che brutta storia. Ma adesso il mio Albino deve pensare solamente a guarire. E poi sai dove ce ne andiamo? Andiamo a fare una bella convalescenza alle isole Mauritius, dove affitteremo un cottage in riva al mare. Albino e io siamo già stati alle Mauritius. Lui non può soffrire le isole. Io lo so dove vuole andare il mio Albino. A St. Moritz, all'Hotel Palace, dove ha tanti amici. È vero, Albino, che andremo là, tu e io? E naturalmente Giulia, se vuole. Beh, si vedrà.
Albino, Cristo! Che storia tremenda! Ma tra una settimana vedrai tu canti e balli. Dottor Parrella, io vado a prendere i bagagli. Sì, mi occupo io del mio amico. Conosco la strada. Oh, Cristo Dio, che mondo terribile. Che ci vuoi fare, Albino mio? Siamo in guerra. Albino, mi senti? Bene. Allora non ho detto niente alla polizia. Mi hanno chiamato spesso, anche l'FBI dal Canada, ma non ho detto niente. Quando penso che ti ho fatto seguire da un agente giapponese specializzato. Ma non beccano Ien, quello stronzo. Qui stanno indagando, ma non ci capiscono niente. Brancolano nel buio, come sempre. Oh, non ho parlato dei tuoi sospetti, né del diario di Marco. Li hai sentito? Ho fatto bene? Sai che Andreotti ha telefonato? E anche Agnelli, e persino Berlinguer. E Sindona ha mandato dei fiori da New York. Ingegnere? Tenga, questo è dell'ingegnere. Eccolo. Ingegnere Lotta, è possibile che l'attentato sia legato all'operazione finanziaria che andava a concludere in Canada? Passare. Ingegnere, qual è stato il suo primo pensiero quando si è accorto che le stavano sparando addosso? Non vedete che non può parlare, lasciate in pace! Ci dica, ha letto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio? Andate a farvi Che fottere! cosa pensa delle ultime misure prese dall'antiterrorismo? Levatevi dai piedi, via! Dottor Parrella, non pensa che abbiano sparato al suo socio per mettere in difficoltà le multinazionali? Ma quali multinazionali? Ma non rompete le palle! Fatemi passare! E Bebe, vai a prendere i bagagli nell'altra macchina. Duilio, piano, mi raccomando. Ecco. Il play. Porco mondo, me l'ha annunciato sto ragazzo. Se c'ero io ingegnere questa cosa non succedeva. Bentornato, ingegnere. Tesoro, hai fatto buon viaggio, e Rosemary, infermiera diplomata. È lei che si occuperà di te durante il giorno. Per i primi tempi dormirà qui, poi si vedrà. Comunque io sarò sempre vicino a te, più vicino di quanto non lo sono mai stata. Vedrai. Ho chiamato Ginevra, ho parlato con Giulia. Ha detto che telefonava. Mia cara Margot, la cosa migliore per Albino è il riposo. Ha bisogno di stare tranquillo e forse desidera stare solo. Vero Albino? Ho la macchina, se vuoi t'accompagno, Ah sì, vengo con te. Prendi il cappotto così approfitto per fare delle commissioni prima che chiudano i negozi. Va bene? Senti Albino, io vado al ministero, devo assolutamente parlare con Ferranti e Minervini. È una rottura di palle, ma... Albino, ma tu sai a quanto è arrivato il franco svizzero? Oh, Rosemary, mi raccomando. Ciao amore, ci vediamo più tardi. ciao Albino. E su con la vita, eh? Meno male che c'ero io qui. Ho mandato avanti tutto io, tutto sulle mie spalle. Non hai idea che casino è stato. Forse vorrà riposare. Dopo un viaggio così lungo. Mi scusi. Pronto, sì? Sì? Ah, buongiorno signora. Sì, appena arrivato. Sta meglio, sì. No. Mi chiamo Rosemary, diplomata a Zurigo. Che importanza ha l'età? Sì. Sì, signora.
vedere la signora da Ginevra. Comincerà la cura del sonno. Ha detto che appena sarà finita verrà a Roma. Comunque telefonerà domani mattina. Lasci. Na